dell'Anci che si è svolta stamattina qui in fiera. Ma stamattina si è svolta un'assemblea interessante perché è la prima volta che qui nella regione Sardegna vengono convocati i giovani amministratori delle nostre entità locali. Naturalmente c'è stata l'esuberanza anche giovanile perché sono stati posti alcuni temi anche importanti e nello stesso tempo abbiamo avuto la possibilità anche di nominare la consulta regionale e la consulta nazionale, i membri che parteciperanno alla consulta nazionale dell'ANCI stesso. È un'attività questo che riguarda l'ANCI. Le consulte servono proprio come strumento operativo. In questa occasione abbiamo nominato anche, era presente il Presidente nazionale dei giovani amministratori, abbiamo nominato anche la commissione che partecipa ai lavori, la commissione che si esprime sulle politiche giovanili, commissione nazionale che si esprime sulle politiche giovanili. E anche i giovani amministratori che erano presenti spontaneamente hanno dato il loro nome e quindi si sono inseriti anche in questa commissione. Sì, è vero, c'è stato qualche momento in cui molti avrebbero desiderato anche partecipare con più attività e questo momento è stato superato istituendo l'assemblea regionale dei giovani amministratori con le persone che erano presenti ai nostri lavori. Quindi non c'era nessuna cosa precostituita, ma è stata una cosa abbastanza spontanea, per cui questo ha dato luogo anche alla soddisfazione di chi era presente. Chi partecipa vuol dire che ha voglia di lavorare, vuol dire che ha voglia di mettersi in gioco, voglia anche di esprimere le proprie opinioni. Ecco, a questo diciamo che l'esito quindi tutto sommato è abbastanza positivo e trova la soddisfazione di tutti. Ci è voluto anche un po' della nostra fantasia, è la prima volta che lo facciamo, ci auguriamo appunto che questa consulta prenda piede, operi effettivamente, che i giovani amministratori partecipino attivamente per dare appunto la loro voce e soprattutto indicare quella che è la voce anche delle loro città, dei loro paesi, del loro territorio, i problemi anche che ci sono soprattutto a livello di chi si affaccia ad amministrare per la prima volta, chi si affaccia ad amministrare, chi è giovane ancora e chi ha necessità appunto anche di una piccola scuola. Grazie. Grazie a Grazie voi. mille.